Doveva scadere subito dopo Pasqua, ma la zona rossa di Treviso è stata riconfermata dal prefetto per altri 2 mesi e il sindaco Conte incalza il ministro Nordio ora a lavorare a una vera riforma della giustizia. Bulli in azione nella Marca trevigiana, Conegliano 3 minorenni accusati di rapina, all'oratorio di Trevignano 3 14enni hanno picchiato per mesi un 13enne, in 2 denunciati anche per stalking. L'omicidio di via Castelmenardo per 4 minori accusati di concorso in omicidio e rapina ai danni di Francesco Favaretto è stata decisa la messa alla prova. È morto Claudio Tiziani, 70enne di Fonte, ex presidente del Lions Club di Bassano, era stato investito lunedì da un mezzo di raccolta rifiuti a Castelfranco. Identificato grazie alla videosorveglianza l'automobilista che tra sabato e domenica si è schiantato contro una rotonda a Gaiarine per sfuggire alle sue responsabilità, ha fornito una falsa targa. 6 arresti per la banda delle spaccate attive tra Italia e Romania. Fermato a Firenze l'ultimo ricercato, si chiude così il cerchio sull'organizzazione che colpì anche a Castelfranco. Giovani, anziani, mondo animale, approvati in Consiglio regionale gli emendamenti per l'approvazione del bilancio a firma del presidente Stefani. Da oggi l'obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali è esteso anche alle piccole e medie imprese come alberghi e locali. 50.000 realtà interessate nella Marca, i dubbi della CNA. La nazionale di calcio per la 3ª volta di fila non si qualifica per i mondiali. Siamo andati a sentire cosa ne pensano i trevigiani, che puntano anche il dito contro l'alto numero di stranieri nelle squadre. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Dunque la zona rossa in primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Zona rossa che a Treviso doveva scadere subito dopo Pasqua e che invece viene riconfermata per altri 2 mesi fino a inizio giugno di fatto. Così ha deciso il prefetto Angelo Sidoti, soddisfatto il sindaco del capoluogo Mario Conte, per il quale ora bisogna lavorare a una vera riforma della giustizia e chiama in causa Mario Conte il ministro trevigiano alla giustizia Carlo Nordio. Il prefetto ha deciso di prorogare di altri 60 giorni la scadenza della zona rossa e quindi si continuerà con lo stesso perimetro della zona attuale e con lo stesso andamento di controlli. E quindi senza soluzione di continuità fino ai primi di giugno, in modo da coprire, come recita anche la nota della prefettura, ponti e festività, escludendo ulteriori allargamenti ad altre zone del capoluogo. Restano zone rosse il quadrante di via Roma, a ridosso della stazione, e quello altrettanto caldo di piazza Borsa. Così ha deciso il prefetto Angelo Sidoti al termine del vertice convocato con forze dell'ordine, polizia municipale e sindaco. I cittadini manifestano soddisfazione e si sentono un po' più sicuri, quindi la percezione di sicurezza è certamente molto migliorata. Poi sono stati anche allontanati una quindicina di soggetti che quindi è stato dato un segnale forte. Di certo ha avuto un suo peso specifico l'ultima rissa, quella di sabato sera in via Zorzetto, con diverse denunce e 2 soggetti allontanati. Proprio l'allontanamento è uno degli strumenti d'elezione della zona rossa, con tutti i pro e i contro del caso. Talvolta non sono efficaci perché si allontana una persona, si sposta e poi questa ritorna. Noi lavoriamo con gli strumenti che abbiamo a disposizione, poi attraverso le forze politiche, attraverso anche la presenza del ministro qui in città dobbiamo lavorare perché coloro che compiono i reati finiscano in galera e non ce li ritroviamo in giro per le strade a compiere ulteriori reati. Però questo è un ragionamento diverso che passa attraverso una vera riforma della giustizia e quindi in questo momento però ci accontentiamo di questi strumenti che sono strumenti importanti per le forze dell'ordine. Dunque Conte spera ancora nel guardasigilli e più in generale nell'azione di governo, ma non c'è soltanto la zona rossa a Treviso, presente al vertice in prefettura anche il presidente della provincia. Per quanto riguarda la Pasqua ci saranno dei controlli in più di routine, però nulla di cui preoccuparsi. Massima attenzione e continua il lavoro delle forze dell'ordine.
Ma i bulli, i maranza, chiamateli come volete, non ci sono soltanto nella zona rossa di Treviso, come dimostrano due operazioni dei carabinieri delle scorse ore. Nel primo caso 3 minorenni accusati di rapina su un coetaneo a Conegliano, ancora più grave il secondo caso registrato all'oratorio di Trevignano, dove 3 14enni hanno picchiato un tredicenne. Sullo sfondo mesi di vere e proprie vessazioni, umiliazioni. In 2 sono stati denunciati addirittura per stalking. Questi giovani avevano messo insieme una serie di vessazioni nei confronti del ragazzo, tanto da ingenerargli insomma anche uno stato di ansia che perdurava e perdura tuttora. Le angherie fisiche e psicologiche andavano avanti da mesi, almeno dallo scorso autunno, un incubo a occhi aperti per un tredicenne vessato da 3 ragazzi poco più grandi, 3 quattordicenni italiani di seconda generazione. Sullo sfondo l'oratorio di via Monsignor Floriano a Trevignano, anche qui si sarebbe consumata parte delle violenze. Sicuramente l'ultima aggressione avvenuta una decina di giorni fa, con il ragazzino preso a botte, 5 giorni di prognosi rimediati. I carabinieri, una volta raccolta la denuncia e dopo una delicatissima indagine, hanno capito che non si trattava di un singolo episodio. Oltre al reato di lesioni personali, per 2 dei 3 quattordicenni è scattata la denuncia per stalking, che raramente viene contestata a soggetti così giovani. È una delle prime volte che capita nella Marca trevigiana. Quello che rileva da un punto di vista del reato è lo stato d'ansia che viene generato appunto da una serie di situazioni che portano a cambiare lo stile di vita della parte della vittima in questo caso. E riteniamo, da quello che abbiamo assunto, di quello che abbiamo raccolto, che ci possa essere questo tipo di contestazione. Sarà la Procura dei minori ora accanto ai militari a fare piena luce su dinamiche e motivazioni. Stesso obiettivo per i fatti accaduti a Conegliano, dove anche in questo caso a entrare in azione è stata una banda composta da 3 minori, 2 sedicenni e un 17enne, quest'ultimo già con precedenti per reati contro il patrimonio e stupefacenti. 15 anni soltanto la vittima, aggredito e rapinato fuori dall'istituto Galileo Galilei, per lui 7 giorni di prognosi. Prima hanno tentato di sottrargli il giubbotto, poi gli hanno rubato il portafogli a suon di botte, calci e pugni. Nella circostanza, per fortuna, un passante ha notato quello che stava accadendo e l'intervento della pattuglia dei carabinieri di Conegliano ha messo in fuga i giovani, che poi sono stati tuttavia rintracciati e denunciati in stato di libertà per tentata rapina. E a proposito di giovani, di violenza giovanile, torniamo sui fatti di via Castelmenardo, l'omicidio di Francesco Favaretto. Per 4 minori accusati di concorso in omicidio e rapina ai danni del ragazzo è stata decisa la messa alla prova. Il Tribunale dei minori di Venezia ha deciso la messa alla prova nella misura massima prevista, ovvero 3 anni, per i 4 minorenni accusati di omicidio e rapina in concorso ai danni di Francesco Favaretto, il 22enne ucciso il 12 dicembre 2024 in via Castelmenardo. Non potranno però tornare a casa, ma rimarranno nelle comunità che li ospita. Stralciata la posizione di un quinto minorenne difeso dall'avvocato Guido Galletti, la sua posizione verrà valutata in un altro procedimento, mentre un sesto ragazzino difeso dall'avvocato Fabio Crea è stato condannato a 8 anni con rito abbreviato. Per quanto riguarda i 4 giovanissimi che potranno beneficiare della messa alla prova, 2 ragazze e 2 ragazzi difesi dagli avvocati Fabrizio Santoro e Katia Salvalaggio dovranno accedere ad un programma che preveda un servizio di volontariato presso associazioni con persone fragili e proseguire in maniera positiva i percorsi scolastici e formativi professionali. Non solo, ma dovranno partecipare ad un progetto psicologico e sociale per analizzare le dinamiche relazionali del gruppo e le responsabilità individuali. I minori in questo periodo avrebbero dimostrato di aver capito il disvalore delle loro azioni. Allo stesso tempo sarebbe stato evidenziato come nessuno di loro fosse ritenuto responsabile diretto della morte di Favaretto. Il percorso, con una chiara finalità rieducativa, sarà seguito dagli operatori e dal Tribunale con una prima verifica fissata per il mese di luglio. Solo qualche giorno
giorno fa in tribunale a Treviso presso la Corte d'Assise si è svolta un'altra udienza sempre per l'omicidio di Francesco Favaretto. Imputati ed accusati di omicidio volontario e rapina 3 ragazzi maggiorenni, 2 ventunenni ed un ventenne. Un delitto feroce che era stato ripreso da una telecamera di videosorveglianza. Lutto tra Marca Occidentale e Bassano per la morte di Claudio Tiziani, 70enne di Fonte, ex presidente del Lions Club di Bassano. Era stato investito lunedì da un mezzo di raccolta rifiuti a Castelfranco Veneto, il decesso al Cafoncello di Treviso. Si è spento dopo 2 giorni di agonia all'ospedale Cafoncello il 70enne Claudio Tiziani, originario di Cittadella ma bassanese d'adozione, ex presidente del Lions Club di Bassano del Grappa e molto conosciuto in città. L'uomo era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto lunedì mattina a Castelfranco Veneto. Secondo una prima ricostruzione, Tiziani era in sella alla sua bicicletta di ritorno verso casa e stava percorrendo via Camavitto quando un mezzo compattatore per la raccolta rifiuti di Contarina, guidato da un 54enne, avrebbe svoltato da via Bella Venezia, centrandolo in pieno. Il ciclista è finito a terra e il mezzo gli è passato sopra. Intervenuti nell'immediato il SUEM 118 e l'eliambulanza da Treviso. Le sue ferite sono apparse subito gravissime, anche se inizialmente era cosciente. Trasportato prima all'ospedale di Castelfranco, è stato poi trasferito al Cafoncello di Treviso perché le sue condizioni si erano purtroppo aggravate. La Procura della Repubblica di Treviso ha aperto un'inchiesta e come atto dovuto ha indagato l'autista del mezzo per omicidio stradale. Il PM incaricherà un consulente per accertare la dinamica della tragedia. Non è escluso che venga eseguita anche l'autopsia sul povero Tiziani. Contarina ha espresso il suo più profondo cordoglio per il decesso. Rimaniamo sulle strade della Marca, dove è stato identificato grazie alle telecamere comunali di videosorveglianza l'automobilista che tra sabato e domenica si è schiantato contro una rotonda a Gaiarina battendo un palo stradale per poi allontanarsi. In questo fotogramma di una delle telecamere di videosorveglianza di Gaiarine si vede un'auto transitare pochi istanti prima di schiantarsi contro la rotonda di via Vizza, abbattendo questo palo della segnaletica stradale, senza poi fermarsi. L'incidente nella notte tra sabato e domenica. Quello che mi ha sconvolto veramente è che poi hanno preso l'auto, hanno spostato l'auto di diverse centinaia di metri, anzi direi anche 1 chilometro, e capendo che non lo potevano fare hanno chiamato il soccorso stradale dando una targa, fornendo una targa diversa di un'auto che non era quella accidentata. Dopo aver atteso invano qualche giorno che il responsabile si facesse vivo, nelle ultime ore la polizia locale ha deciso di visionare le telecamere che hanno permesso di ricostruire l'accaduto dando un volto e un nome all'automobilista. Si tratta di un 40enne straniero residente nel Pordenonese che ora, oltre al risarcimento dei danni causati alla rotonda, dovrà rispondere delle violazioni al codice della strada. Fondamentali in questa occasione, come in altre, il sistema di videosorveglianza comunale. Qualche giorno fa c'è stato anche un abbandono di rifiuti importante trovato poi con la videosorveglianza. Un doppio risultato, evidenzia Zanchetta, che rafforza il ruolo sempre più centrale della tecnologia nel controllo del territorio. Ci tengo a sottolineare l'importanza e la contentezza anche poi di aver investito sulla videosorveglianza in questi anni. Oggi abbiamo 39 telecamere e servono. Certo, tutti vorrebbero la telecamera fuori dalla porta di casa, ahimè questo non è possibile. 6 arresti per la banda delle spaccate attiva tra Italia e Romania, fermato questa mattina a Firenze l'ultimo ricercato. Si chiude così il cerchio sull'organizzazione che colpì anche a Castelfranco. La Polizia di Stato chiude il cerchio su una banda transnazionale specializzata in spaccate, 6 arresti e colpi per centinaia di migliaia di euro tra Veneto e Toscana. La squadra mobile di Padova ha eseguito 6 ordinanze di custodia cautelare in carcere su disposizione del GIP richiesta dalla Procura nei confronti di cittadini rumeni tra i 28 e i 45 anni, ritenuti parte di una cellula criminale attiva tra Italia e Romania, con refurtiva destinata al mercato illegale dell'area balcanica. L'indagine parte dalla spaccata del 18 dicembre 2025
25 all'Ottica Max di Padova, dove furono rubati occhiali per oltre 200.000 euro. Al gruppo vengono attribuiti anche altri 2 colpi, lo scorso 23 gennaio a Castelfranco Veneto ai danni del negozio Luxury Mood. In quell'occasione 3 malviventi, dopo aver infranto parte della vetrina con un tombino, si erano introdotti all'interno del negozio, razziando numerose borse griffate, con un valore all'ingrosso di oltre 25.000 euro. Il secondo colpo risale lo scorso 2 marzo a Montecatini Terme, alla profumeria Rossana, dove i malviventi hanno rubato profumi per un valore di oltre 50.000 euro. Decisivo l'intervento del 3 marzo scorso, 4 membri della banda sono stati bloccati dopo un furto da 200.000 euro alle officine ottiche Gianeletti di Padova. In fuga verso Bologna hanno tentato di cambiare auto, ma sono stati intercettati e arrestati. Una quinta componente, una donna rumena, era stata rintracciata e arrestata a Roma, mentre nelle scorse ore è stato individuato anche l'ultimo ricercato, un 40enne rumeno fermato a Firenze e condotto in carcere, completando così l'esecuzione di tutte le misure cautelari. Le indagini hanno ricostruito l'operatività del gruppo, che utilizzava un'auto con targa francese per spostamenti frequenti oltre confine e che colpiva con la tecnica del tombino, sfondando le vetrine in pochi minuti. I temi della politica ci portano a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, dove è in corso la maratona del bilancio. Sono stati approvati, e questo è un passaggio chiave, gli emendamenti proposti dal Presidente Alberto Stefani, che riguardano giovani, anziani e mondo animale. Vogliamo rapporti umani in carne ed ossa e pochi rapporti sui social network. Vogliamo persone che vivano momenti di condivisione. Solo così un ragazzo può crescere in maniera sana e non secondo dei modelli virtuali dietro lo schermo di un cellulare, troppo spesso vittima di giudizi, accuse e soprattutto di una realtà violenta esplicitamente. Noi questo dobbiamo impedirlo. Parte da qui la volontà del governatore Stefani nell'approvare un emendamento pensato per i giovani. Vogliamo creare momenti di condivisione, momenti per stare insieme tramite le associazioni locali, anche la protezione civile, anche gli alpini, momenti di condivisione tra giovani, quindi centri famiglia che permettano tante attività nel territorio, campus estivi. Ma il Presidente non abbandona gli anziani, da qui un secondo emendamento che prevede lo stanziamento di oltre 300.000 euro, pensato in particolare per chi soffre di Alzheimer, le stanze dei ricordi nelle RSA. Si ricostruisce una parte della residenza sociale per anziani così come era una volta, quindi con i mobili di una volta, le strutture anche delle case di una volta, per garantire a queste persone di poter ricordare com'era la loro vita ovviamente qualche anno fa, qualche decennio fa. Già in alcune RSA, soprattutto all'estero, questo è sviluppato e mi piace portare questa idea in Veneto e soprattutto poterla sviluppare nelle RSA pubbliche del nostro territorio. Infine, soprattutto in vista dell'estate, la lotta all'abbandono degli animali. Destineremo oltre 150.000 euro per strutture, rifugio per cani e gatti abbandonati, e quindi potenziando questi strumenti che permetteranno anche di risparmiare alla Regione. Oltre agli emendamenti del governatore Stefani, al lavoro anche gli assessori regionali. Con l'approvazione poi del bilancio noi partiremo con una serie di avvisi e bandi legati agli enti locali. Penso a tutto il tema delle aggregazioni dei servizi, dei comuni che si fonderanno oppure che si metteranno in unione o si convenzioneranno, al tema delle conferenze dei sindaci, e quindi un tema di interesse per alcune aree in particolare dove abbiamo posto un'attenzione particolare in questi mesi. Penso al Veneto orientale, alle aree di confine. Il tema della scadenza delle concessioni idroelettriche in Veneto nel 2029. Stiamo ragionando per realizzare un'iniziativa propria, Regione Veneto, magari attraverso una società di natura pubblica, magari partecipata anche dai gestori, in modo che ci sia un ritorno importante per le imprese venete e per l'economia veneta e per le famiglie venete. È una risorsa importante, si stima che le entrate potrebbero essere dai 250, 300 fino anche ai 500 milioni all'anno. Si interviene sul territorio attraverso interventi di messa in sicurezza,
e quindi pensiamo agli invasi piuttosto che tutti quegli interventi che vengono fatti lungo i corsi d'acqua per rendere più sicuro dal punto di vista idraulico il nostro territorio. E qui ci sono milioni di euro che vengono investiti e quindi ricadono, hanno queste ricadute a livello territoriale e l'intervento è un intervento che naturalmente si snoda nel tempo, si programma nei prossimi mesi e anni proprio per cercare di dare una risposta concreta. Poi anche la protezione civile naturalmente va sostenuta, organizzata per essere sempre pronti nella gestione delle emergenze e tra l'altro anche ho il piacere di seguire i parchi della Regione del Veneto, sono 5 i parchi regionali. E a proposito di protezione civile e emergenze, da oggi è scattato l'obbligo di stipulare polizze contro eventi catastrofali, obbligo che è stato esteso anche alle piccole e medie imprese come locali e strutture ricettive. 50.000, pensate, le realtà interessate soltanto nella Marca, con la CNA che solleva diversi nodi critici. Trasferisce alle imprese i costi e le responsabilità della gestione del territorio e della tutela del patrimonio immobiliare senza fornire strumenti a supporto delle stesse imprese che si vedono addossare costi e incombenze legati in realtà alla gestione del territorio pubblico. La misura in questione è quella introdotta dalla legge di bilancio 2024 che prevede l'obbligo di stipulare polizze contro le gravi calamità naturali come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni, obbligo che dopo la proroga viene ora esteso a tutte le piccole e medie imprese del comparto turistico ricettivo, attività della somministrazione di cibi e bevande, oltre alle aziende del settore pesca e acquacoltura. In provincia di Treviso si tratta di oltre 50.000 realtà produttive, molte delle quali stanno già affrontando questo nuovo adempimento. Restano però alcune criticità, come il carico fiscale con l'IVA applicata alle polizze del 22,5%. Un trattamento che riteniamo iniquo e ingiusto e che sembra raccontare quasi una tassazione occulta, proprio perché oltre all'adempimento obbligatorio si ha una tassazione totalmente diversa da quella, per esempio, riconosciuta alle polizze in ambito edilizio civile e dei privati. Ad oggi poi manca ancora il portale pubblico promesso dal governo, simile a quello esistente per le polizze auto, impedendo alle imprese di confrontare le migliori soluzioni per la propria gestione. Duplice la richiesta della CNA: da un lato attivare il portale di confronto, dall'altro equiparare il trattamento fiscale di queste polizze a quelle per le abitazioni private. L'obiettivo della CNA rimangono quindi quelle di favorire un approccio che non si traduca esclusivamente in un aggravio economico per il territorio e per le imprese e senza che vi sia dall'altra parte un vero miglioramento della gestione del territorio, perché altrimenti avremmo imprese aggravate e penalizzate da un punto di vista economico senza vedere i risultati e la tutela che questa polizza dovrebbe garantire. Celebrato questa mattina all'aeroporto militare di Strana, sede del 51esimo stormo, il 103esimo anniversario della fondazione dell'aeronautica militare. La cerimonia si è tenuta nel piazzale Bandiera alla presenza di numerose autorità civili e militari della provincia di Treviso e dei rappresentanti delle associazioni d'arma. Questa ricorrenza, ha spiegato il comandante, il colonnello pilota Fabio De Luca, riveste grande importanza per l'Arma Azzurra, da sempre al servizio del Paese sia nel suo compito di garantire la difesa aerea nazionale e NATO che di supporto alle istituzioni e alla collettività nazionale. L'alzabandiera e gli onori ai caduti in guerra e in pace hanno rappresentato i momenti più significativi di questo evento. A Castelfranco Veneto, ora per la politica, si accende la corsa alle amministrative, alle elezioni comunali. Il centro-sinistra ha scelto la sua candidata sindaca. Questa scelta nasce dalla società civile, nel senso da tante persone che nel tempo mi hanno chiesto di mettermi a disposizione. Maria Ghimentona ha accettato la candidatura a sindaca di Castelfranco Veneto per le elezioni amministrative della prossima primavera. Rappresenterà la coalizione di centrosinistra castellana sostenuta da 3 liste: Castelfranco Può, Partito Democratico e Castelfranco Civica. La mia visione è di una città innovativa, pulita, verde, in cui non si lascia indietro nessuno. Come realizzare questo, quindi la cura dell'ambiente, delle persone, attraverso
La programmazione partecipata, un modo di condurre una nuova narrazione, un nuovo metodo decisionale per Castelfranco, quindi coinvolgendo tutti gli attori e le attrici della società civile, dell'associazionismo, del terzo settore, tutte le persone che sono comunque presenti, i commercianti, ecco, tutti devono sentirsi protagonisti, perché è solo così che si riescono anche a trovare le risorse. Tra i punti del suo programma sicuramente un maggiore coinvolgimento dei giovani, ma c'è di più. La sentono un po' tutti, la necessità di verde pubblico, una città più pulita che deve partire dal decoro, sicuramente dal decoro urbano, ma anche progetti per una rivitalizzazione del verde, di quelle che sono tutte le zone di Castelfranco, quindi non soltanto il centro, anche le frazioni. Ho proposto proprio che la Giunta sia itinerante nelle varie frazioni. Sicuramente c'è il tema della mobilità, sicuramente c'è il tema anche dei servizi. Non lasciamo indietro i servizi. Ecco. Priorità anche alla sanità. Focus anche sull'ospedale di Castelfranco. Sì, il focus sull'ospedale penso che per Castelfranco sia un po' un dovere. La sanità è un tema di competenza regionale, però Castelfranco, l'amministrazione ci deve essere partecipe a tutti i tavoli. A Treviso, sopralluogo questa mattina del sindaco Mario Conte alle nuove scuole Stefanini. In un post sui social il primo cittadino ha condiviso le prime immagini dell'interno dell'istituto rimesso a nuovo. È il più grande intervento di edilizia scolastica della storia della città, un'opera straordinaria ad altissima efficienza e sostenibilità energetica. Non vedo l'ora, ha scritto sempre il sindaco Conte, di vedere questo edificio popolato dagli studenti. In questi giorni inizierà il trasloco. Poi subito dopo le festività pasquali, il 9 aprile, gli studenti entreranno nelle nuove aule. E noi adesso andiamo in pubblicità, ci rivediamo fra pochissimo. Di nuovo in diretta per la pagina dello sport, pagina che non può non iniziare dalla delusione mondiale di Treviso. Siamo stati in Piazza dei Signori e l'umore, insomma, lo vedrete in questo servizio. È molto grave perché è la terza volta consecutiva che non andiamo al mondiale, che eravamo quasi i leader del calcio mondiale e adesso siamo a terra completi. Sfiga. Sfiga lei dice? Sì, sfiga. Perché secondo me hanno giocato bene, gli altri erano più attivi, però hanno giocato bene insomma. Grande delusione. Grande delusione proprio. Oggi non mangio, faccio sciopero della fame. Mi dispiace perché ricordo quando abbiamo vinto, cos'era, il 2006? Ero felice, abbiamo festeggiato e questa volta non festeggeremo. Quindi un'emozione in meno. Un'emozione in meno. Nessuna notte magica, nessun gol a risvegliare Piazza dei Signori, magari davanti a un maxi schermo. La delusione per il mondiale che sfuma è trasversale tra i trevigiani e questo riguarda tutte le generazioni, nonostante le aspettative fossero mediamente già basse. Non nutrivo grandi speranze, per me era tutto bello che apparecchiato, non sono così stupito, non dico un finale già scritto, però quello che ci meritiamo. Nelle ore in cui lo stesso ministro allo sport Abodi invoca la rifondazione del calcio italiano, tra i tavolini dei bar e Calmaggiore le analisi si sprecano, talvolta convergono e l'ironia spesso è amara. Non c'è due senza tre. Perché se l'aspettava? Ma perché non si può aver paura della Bosnia, cioè voglio dire. A parte che fossimo passati saremmo usciti subito. Però non è questa l'Italia, è il sistema che non funziona. Troppi pochi italiani che giocano nel campionato. Abbiamo più stranieri nelle squadre, nei club locali e nazionali e praticamente non riusciamo a trovare dei giocatori italiani, o meglio non riusciamo a portarli ad essere dei giocatori. Abbiamo solo stranieri. Potrebbe essere quello che sostituisce Gattuso. Potrebbe sostituire. Potrebbe essere, per esempio, vero? Sì o no? Nel rugby? No, io lo odio ormai il calcio, perché da piccolo andavo a letto con le scarpe da calcio a 6 anni per essere pronto al mattino. Adesso lo odio perché non sono all'altezza. Non sono deluso, avevo perso, basta. Accettare. Bisogna accettare in Italia.
bisogna stare tutto in Italia. Ci si aspettava qualcosa di più, soprattutto per l'immagine dell'Italia, un po' per compensare anche i momenti tristi che passiamo, almeno qualcosa di... Però i bosniaci se la godono, bene per loro, è giusto. Per fortuna c'è il tennis che regala emozioni come quelle che ha regalato nel pomeriggio allo Sporting Life Center di Vacilda di Breda Jasmine Paolini, che non ha certo bisogno di presentazioni, la campionessa italiana del tennis, la numero 1. Sempre con il sorriso, Paolini ha giocato con i giovanissimi tennisti trevigiani e poi ha parlato di una stagione tra alti e bassi. È un onore per me venire qua a giocare con i ragazzi e io cerco sempre di portare gioia, allegria e niente, spero di divertirmi e spero che si divertano anche loro. Il bilancio della stagione. Una stagione di alti e bassi, fortunatamente gli ultimi tornei mi sono sentita meglio in campo e ho risentito, diciamo, un livello di gioco un pochino più alto, spero insomma di poter giocare meglio sulla terra e niente, sarà completamente diverso, prossima settimana ci alleneremo e partiamo con la Billie Jean King Cup. Il messaggio di Paolini ai piccoli tennisti. Di divertirsi, che spero che si divertano e spero che insomma siano felici che sono qua e ovviamente io cerco di dare il massimo, ma il motivo principale è divertirsi. E poi c'è il rugby con il Benetton che scende in campo sabato a Monigo, affronterà i gallesi del Cardiff negli ottavi di finale della Challenge Cup, la Coppa Europea che 2 anni fa vide i Leoni raggiungere lo storico traguardo della semifinale. Con la sconfitta in Scozia, i play-off delle United Rugby Championship si sono allontanati, ma per il Benetton c'è un piano B. Messo da parte per un paio di settimane, l'URC, infatti, i Leoni si concentrano ora sulle coppe europee. Arriva la Challenge Cup, il Benetton si è qualificato per gli ottavi di finale, in programma sabato 4 aprile alle 18:30 a Monigo contro i gallesi del Cardiff. Un'occasione da non perdere, ma senza stravolgere la routine di preparazione. Personalmente, ma credo anche per gli altri ragazzi, gli altri compagni di squadra, la prepariamo come un'altra partita. Ovviamente sappiamo l'importanza della partita, ma noi tutte le partite le prepariamo per vincere, quindi le vediamo tutte come una finale. Cardiff milita nello stesso campionato del Benetton che ha affrontato i gallesi a fine gennaio, perdendo per 17-8. Cardiff è una squadra molto ruvida, una squadra che riesce a metterli sotto pressione. Ciò che vogliamo fare noi è metterli sotto pressione per tutti gli 80 minuti e imporre la nostra fisicità dal primo minuto, che contro squadre del genere sarà la chiave di farlo per 80 minuti. Mi aspetto una partita fisica, tutte e due le squadre hanno molta fame di questa partita, quindi mi aspetto una bella partita sotto il punto di vista fisico. Una partita da dentro o fuori e così anche il fattore campo può essere determinante. Sicuramente per noi è importante, è molto bello giocare davanti ai nostri tifosi, si sente tanto il calore di Monigo, non vediamo l'ora di chi avrà la fortuna di scendere in campo, di poter sentire l'atmosfera e di sentire tutto ciò che i nostri tifosi ci sanno dare, che ne avremmo veramente bisogno. In caso di vittoria, quarti di finale già la settimana successiva, 11 o 12 aprile, contro la vincente tra gli inglesi di Exeter e gli irlandesi del Munster. 2 anni fa i Leoni arrivarono in semifinale, perdendo poi con gli inglesi del Gloucester. Adesso andiamo a Belluno. In primo piano l'ipotesi chiusura del Tribunale di Belluno con la mobilitazione delle categorie economiche. Tribunale di Belluno, Appia CNA, Confcommercio Belluno Dolomiti, Confindustria Belluno Dolomiti, Confagricoltura Belluno e Coldiretti Belluno lanciano un appello contro la paventata chiusura del Palazzo di Giustizia. Un presidio ritenuto fondamentale per i cittadini e le aziende di montagna, da difendere anche nell'ottica delle possibilità di crescita offerte dalla nuova legge sulla montagna. Sulla stessa linea l'amministrazione di Palazzo Rosso.
Il Tribunale di Belluno offre veramente un servizio a tutto il territorio, in quanto capoluogo sappiamo che negli anni sono già stati depotenziati su tutti i centri che erano nelle varie province, e quindi io credo che dobbiamo stringersi tutti attorno al nostro Tribunale, perché è un elemento di diritto e di valori dei nostri cittadini. Per le associazioni quello del capoluogo è un punto di riferimento non solo per i residenti, ma anche per le imprese che hanno una struttura vicina al territorio, anche per quello che altrimenti sarebbe l'aumento dei costi per gli spostamenti verso i tribunali di pianura. Pensare che tutto il territorio della nostra comunità bellunese possa andare in altri capoluoghi per portare avanti i propri diritti, la vedo proprio una cosa molto negativa e spero proprio di non poterla vedere. Se la carenza di personale a Palazzo di Giustizia è un dato oggettivo, le associazioni di categoria sottolineano come proprio su questo fronte sia intervenuta la legge sulla montagna recentemente approvata dal Governo nazionale, che agevola e incentiva le procedure per l'acquisizione di personale in mobilità partendo proprio dai tribunali delle aree montane. Per me non ha senso a seconda del servizio che offre nei cittadini, però sapete, qui abbiamo una proposta che dobbiamo approfondire, ma dobbiamo tutelare il nostro tribunale e tutti insieme fare squadra perché esso rimanga qui a Belluno, nel capoluogo. Sede della Polizia Locale, una vicenda definita dal gruppo di opposizione Valore Comune in Consiglio Comunale come simbolo dell'immobilismo dell'attuale amministrazione. Il trasferimento definito temporaneo all'interno del Parco Città di Bologna, resosi necessario per l'inadeguatezza dei locali precedenti, da provvisorio starebbe diventando di fatto definitivo. Valore Comune ripropone come alternativa il trasferimento presso l'ex caserma dei Vigili del Fuoco di Mussoi. Perché si chiede il trasferimento non è più previsto, ritenendo che non si possa lasciare la Polizia Locale in una sede nata come emergenziale né continuare a sottrarre alla comunità uno spazio come il Parco Città di Bologna. Quindi sul punto il dibattito continua a essere aperto. I temi dell'economia, parliamo di un settore strategico per il bellunese, parliamo di occhialeria. 18.000 occupati in Italia, di cui più di 3/4 in provincia di Belluno. Sono questi i numeri del comparto dell'occhialeria, che però nel 2025 ha visto la richiesta di ben 2.280.000 ore di cassa integrazione. Siamo in una dinamica estremamente complessa. Le aziende devono reagire rispetto al contesto internazionale che stiamo vivendo e mancano delle politiche industriali e quindi stanno cominciando in qualche modo a introdurre degli elementi che prima non erano particolarmente certi, come quella ad esempio della robotizzazione, ma soprattutto della digitalizzazione e della trasformazione dell'occhiale da occhiale meramente medicale o di moda a uno smart glasses. L'export bellunese legato all'occhialeria, che è il 90% della produzione, vale 5 miliardi, ma nei primi mesi del 2026 ha subito una contrazione di oltre un meno 2%, con un meno 40% dagli USA. Nell'occhialeria preoccupa la contrazione che c'è in generale, ma il rallentamento del lusso e il timore che in questo rallentamento a pagare il prezzo più alto sia la filiera corta, quella che sta nel territorio, quella che è fatta di grandi professionalità ma di piccoli numeri, di imprese piccole, di lavoratrici e lavoratori che non trovano nel territorio modo di conciliare la dimensione privata con quella lavorativa. A soffrirne sono soprattutto i contoterzisti, che valgono un quinto degli addetti in provincia. Aziende per conto terzi a cui vengono affidati molti dei 63 passaggi di lavorazione che richiedono occhiale finito, ma che hanno subito riduzione degli ordini tra il 30 e il 50%. Il primo pensiero che si evince guardando al futuro è l'avvento della tecnologia, l'avvento dell'intelligenza artificiale, che lo vediamo diventare un tema principe, quindi un occhiale che adotta la tecnologia per sistemi medicali come il miglioramento dell'udito,
ma anche per temi di pura nicchia, ovvero l'occhiale con la telecamera che diventa un smartphone a livello di occhiale con telecamera per foto, formulare video, anche per sport, riprendendo percorsi, affinché si inizi e si dia slancio alla produzione, alla componentistica dell'occhiale tecnologica da fare sul nostro territorio, perché è quello che noi chiediamo ed è quello che noi vogliamo coinvolgere istituzioni politiche affinché avvenga. Lutto per la comunità bellunese, è mancato a 78 anni uno dei protagonisti del rinnovamento della città. Sul quale sto lavorando. È mancato Erasmo Santesso, nato a Padova il 21 gennaio 1948. Intenso il suo impegno cittadino anche come amministratore a Palazzo Rosso, dove era stato anche assessore. È una persona che ha unito grande competenza scientifica e disponibilità verso la comunità. Ha messo le sue conoscenze di aziendalista, di professore di economia a disposizione della comunità locale e ha assunto ruoli da assessore e poi anche da amministratore della quella che era la vecchia casa di riposo, che è diventata un'azienda a tutti gli effetti grazie alla sua regia. Lui è uno di quelli che hanno aiutato questa trasformazione della città di Belluno. Erasmo Santesso, 78 anni, è stato professore ordinario di economia aziendale presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari di Venezia fino al 2012. E fu autore di numerosi studi sul bilancio e su altre tematiche economico-aziendali. Con la perdita di Erasmo Santesso perdo un carissimo amico e perdo una persona che ha contribuito in modo determinante al nuovo corso del Comune di Belluno. Lui si occupò infatti nella mia giunta fin dall'inizio delle partite importantissime del risanamento del Comune di Belluno, che a seguito del patto di stabilità della precedente amministrazione era in condizioni disperate dal punto di vista delle casse, e anche del risanamento per esempio della famosa partita Nis sportivamente Belluno, e grazie alla sua operazione si salvò la piscina di Belluno, furono salvati gli impianti del Nevegal. Insomma una persona che ha sempre lavorato silenziosamente e nell'ombra e che ha garantito al Comune di Belluno una grandissima diciamo un miglioramento netto della situazione. Veniamo a un'importante comunicazione di servizio che riguarda la statale 52 Carnica, con ANAS che informa che è prevista un'apertura straordinaria anche in orario notturno della Galleria Comelico tra Auronzo di Cadore e Santo Stefano di Cadore per agevolare la mobilità nel territorio del Comelico in occasione del periodo pasquale. La galleria, già aperta al traffico in orario diurno, sarà percorribile senza interruzioni dalle 6 di venerdì 3 aprile fino alle 21:59 del successivo martedì. Riduzione dei docenti distaccati presso gli istituti storici della Resistenza, facendo seguito alla convenzione tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto. 5 docenti erano assegnati in distacco presso quegli istituti, tra cui quello della provincia di Belluno. Il loro numero risale ai tempi della trasformazione dei precedenti comandi negli attuali distacchi previsti dalla cosiddetta legge sulla buona scuola del 2015. In questi giorni l'Ufficio Scolastico regionale del Veneto ha comunicato la decisione di ridurre da 5 a 2 i distacchi in questione, senza tuttavia specificare quali territori ne saranno interessati. In poche ore sono state raccolte oltre 1200 firme in calce a un appello a sostegno del mantenimento degli attuali distacchi. Per il momento è davvero tutto, non ho ulteriori aggiornamenti. Subito dopo la sigla c'è il meteo. Buona serata.